Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Abbiamo sentito il pianto del bimbo. A parlare a Palermo a salvare Ivan, abbandonato alla madre dopo il parto in strada, sono stati alcuni passanti, gara di solidarietà per il piccolo. A Palermo mangiavano e bevevano senza pagare, il ristoratore si ribella agli estorsori e li fa arrestare. Natale a Lampedusa per il vescovo di Agrigento per portare solidarietà a profughi e soccorritori, salvare una vita in mare e salvare l'umanità. A Palermo i lavoratori del call center Almaviva sono tornati a protestare. A Natale sul piatto troveremo la lettera di licenziamento. Trema il mondo della sanità palermitana, si allarga l'inchiesta sui medici che hanno curato Messina Denaro durante la latitanza, conoscendo l'identità del boss. A Catania nasce il portale del cittadino, un servizio informatizzato per facilitare i contribuenti a pagare Tari e IMU. Calcio, bilanci di fine anno per il Catania. I rossazzurri guardano al Sorrento per ritrovare la vittoria al Massimino. Il Trapani vince ad Arezzo e vola in semifinale di Coppa Italia. Bentrovati, la cronaca ci porta a Palermo. Abbiamo sentito piangere il bambino e urlare la donna. Così abbiamo chiamato i soccorsi. Siamo stati in via Michele Cipolla, dove una donna ha partorito per strada. Il piccolo sta bene e da ieri ha anche un nome, si chiama Ivan. Marco Gullà. Ha scelto il nome, poi lo ha salutato ed è andata via. La donna uruguaiana che 2 giorni fa ha partorito per strada a Palermo non è nelle condizioni di poter accudire il piccolo che da ieri ha un nome, Ivan. La sudamericana è una senza fissa dimora e ha partorito senza chiedere aiuto a nessuno. Questa donna ha sentito le urla della puerpera e del piccolo e ha chiamato la polizia e i soccorsi. E sentivamo il grido del bambino, quindi noi pensavamo che succede, non è che avevamo capito subito che stava partorendo, ma quando si è sentito il bambino io dico alla signora di fronte, io dico, è nato un bimbo, quindi c'è qualcosa che dobbiamo fare qualcosa, quindi prendo la coperta per scendere e coprirla, perché lo immaginavo, solo che la signora si alzò. Ha preso il bimbo, proprio l'abbiamo visto, ha preso il bimbo, se l'è messo sotto il giubbotto e scappò, si alzò il cappuccio e se ne andò. Quindi da qui arriva la polizia, il 118 che c'è stato il delitto. Quello di Ivan per i medici è un mezzo miracolo di Natale. La donna ha partorito proprio al fianco di un'edicola di via Michele Cipolla. Per il titolare un evento incredibile. Io non so ad esempio come il bambino è rimasto vivo, sta malattia. Ha partorito proprio davanti il suo negozio. Qua davanti, però non l'ho vista. Io sono arrivato, come ho detto prima, alle 7, ho pulito perché giustamente c'era un bel po' di sangue e dopo è fuggita. Dopo gli hanno dato una copertina, una signora gli ha dato una copertina, è fuggita. Dopo di ciò dicevano i poliziotti. Nel reparto di neonatologia del Bucchieri La Ferla intanto è già scattata una vera e propria gara di solidarietà. Medici e infermieri si stanno prendendo cura di Ivan, tutine, giochi e tanto affetto. Sarà dunque un Natale di coccole e di affetto per il piccolo Ivan e sarà un Natale più sereno anche per l'imprenditore di Palermo che per mesi è stato vessato da delle persone che volevano mangiare e bere gratis. 4 adesso sono finiti agli arresti domiciliari perché il titolare del locale si è ribellato e li ha fatti arrestare. Sentiamo ancora Marco Gullà. Avrebbero vessato ed estorto denaro a un commerciante in un ristorante che si trova nei pressi della stazione centrale di Palermo. Richieste su richieste, conti non pagati, anche un'aggressione fisica nei confronti dell'imprenditore che, esasperato, ha trovato il coraggio per denunciare. Così 4 palermitani, appartenenti allo stesso nucleo familiare, sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Palermo Reto. Esasperato dalla situazione, il commerciante ha trovato la forza di denunciare i fatti, ripercorrendo mesi di continue richieste estorsive da parte dei 4 che avrebbero preteso beni di consumo minacciando gravi ritorsioni in caso di denuncia. Consumavano e portavano via senza pagare cibo e bevande dal locale. In un'occasione il titolare del ristorante è stato anche picchiato dai 4 solamente perché aveva chiesto di liberare un tavolo per far posto ai clienti. Le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona, le testimonianze raccolte e le indagini hanno permesso ai carabinieri di arrestare un 56enne
36enne, un 41enne, un 38enne e un 21enne. Il 38enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, mentre gli altri 3 indagati sono stati rispettivamente sottoposti 1 agli arresti domiciliari e 2 alla misura del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. A Natale l'arcivescovo di Agrigento sarà in visita a Lampedusa, isola spesso dimenticata e tristemente nota per l'approdo di migranti e le tragedie in mare. Sentiamo Davide Sarto. Lampedusa, spesso definita un'isola dimenticata, è tristemente nota per le tragedie in mare legate all'arrivo dei migranti. Questa realtà, caratterizzata da drammi umani e grandi gesti di solidarietà, continua a richiamare l'attenzione su temi di accoglienza e salvataggio. Quest'anno l'arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano ha deciso di trascorrere il Natale proprio a Lampedusa e successivamente a Linosa. Il suo gesto simbolico è volto a incontrare e ringraziare coloro che ogni giorno si dedicano al salvataggio delle vite umane, le forze armate, la guardia costiera e gli angeli del mare, uomini e donne che con coraggio e dedizione affrontano il dramma delle migrazioni. Salvare una vita umana e salvare l'intera umanità, e loro ne salvano tante. Non entro nel merito delle leggi sulle migrazioni, è Natale, mica è Venerdì Santo, quindi non entriamo in questo argomento, ma noi sappiamo che ci sono uomini e donne delle forze armate che salvano vite insieme a uomini e donne delle organizzazioni non governative che altrettanto salvano vite. Questo dobbiamo ricordarlo, quindi è un momento importante questo qui, un momento importante anche da condividere con la comunità lampedusana. Questa scelta non solo sottolinea l'importanza della vicinanza della Chiesa a questi luoghi simbolo di speranza e sofferenza, ma anche il riconoscimento del valore umano e morale dell'accoglienza. Per gli operatori del call center Almaviva di Palermo e Catania si avvicina la fine della cassa integrazione, a rischio ci sono i posti di lavoro e quindi problemi per 400 famiglie. Questo Natale, dicono, sul piatto troveremo la lettera di licenziamento. Giusy Lazzara. A un passo dal licenziamento, il 31 dicembre scade la cassa integrazione per 400 operatori del call center Almaviva di Palermo e Catania. Si avvicina un Natale nero per i dipendenti e le famiglie, con il fiato sospeso da 2 anni dietro una vertenza lunga e difficile. E tornano a protestare oggi con un nuovo concentramento che da Piazza Marina è arrivato fino a Piazza Indipendenza davanti alla presidenza della regione. Stiamo reclamando ovviamente il nostro posto di lavoro e quindi avere la possibilità di rimanere nel mondo del lavoro, in quanto siamo alle porte del Natale e purtroppo sul piatto ci ritroviamo con la lettera di licenziamento. Non c'è più tempo, CGIL, CISL, UIL e UGL chiedono un incontro con il governatore Schifani. Sono lavoratori disoccupati, quindi potranno beneficiare di qualche ammortizzatore sociale anche in maniera economicamente poco pesante, non avranno nessuna fonte di reddito, ma soprattutto non avranno nessuna prospettiva futura lavorativa. Il sindacato negli ultimi 2 anni ha fatto diverse proposte per il reinserimento di questi operatori, fra queste il Sovracup della regione, che però non è mai partito. Durante l'emergenza sanitaria e durante il Covid queste persone con dedizione e grande passione hanno aiutato gli italiani in un periodo veramente gravissimo e tutti si sono girati la faccia. Una vertenza che si profila cruciale e nelle prossime settimane si dovrà pensare a una risoluzione per garantire i posti di lavoro. Trema il mondo della sanità, quella porzione di borghesia professionale che ha coperto e aiutato il boss Matteo Messina Denaro durante la sua latitanza curandolo. Si allarga l'inchiesta che adesso coinvolge complessivamente 5 medici e la scoperta delle altre identità false del boss potrebbe ulteriormente ampliare il numero dei favoreggiatori. Manlio Viola.
Coperture e connivenze nel mondo della sanità pubblica, un quadro che più va avanti l'inchiesta più appare preoccupante, anche alla luce della scarsa collaborazione all'indagine stessa. Lo scrive la Procura di Palermo nella richiesta di provvedimenti di avviso di garanzia e perquisizione che hanno portato ieri la polizia alla direzione sanitaria e nei reparti di oculistica dell'ospedale pubblico di Villa Sofia e del Vincenzo Cervello, anch'esso pubblico, nonché nello studio professionale del primario di oculistica dei due reparti. Si allarga sempre di più l'indagine sulla rete di favoreggiatori del boss Matteo Messina Denaro. Sono adesso 5 i medici coinvolti. In manette nei mesi scorsi sono finiti il medico curante Alfonso Tamburello e il radiologo di Mazzara del Vallo Cosimo Leone. Indagati sono invece il gastroenterologo endoscopista di Marsala Francesco Bavetta, che il 5 novembre del 2020 diagnosticò il cancro al boss latitante, e il chirurgo di Mazzara del Vallo Giacomo Urso, che lo operò. A loro adesso si aggiunge il primario di oculistica di Palermo Antonino Pioppo. Tutti i 3 indagati dicono con forza di non sapere che dietro l'identità falsa con la quale si presentava si nascondesse Matteo Messina Denaro, ma gli inquirenti non ne sono convinti. A permettere l'allargamento dell'inchiesta c'è il ritrovamento di ben 15 identità false del boss, non solo Andrea Bonafede, identità nota, ma documenti intestati ad altri nomi di persone esistenti, tutti di età compatibile con quella del latitante. Adesso gli inquirenti hanno acquisito le cartelle cliniche intestate a tutte le 15 false identità e da lì c'è da aspettarsi l'inchiesta si allargherà ulteriormente. Ancora tentativi di truffe agli anziani, ma stavolta una 70enne di Brolo nel Messinese è riuscita a non cascarci, grazie anche agli incontri nell'ambito della campagna informativa dei carabinieri a cui aveva partecipato. Francesca Votriolo. Avevano provato ad adescarla con un SMS e poi con la telefonata del finto maresciallo, ma una 70enne di Brolo nel Messinese non c'è cascata, grazie anche e soprattutto alle informazioni che aveva ricevuto in uno degli incontri organizzati dai carabinieri a cui aveva partecipato. Così la truffa è stata sventata, una truffa partita in uno dei classici modi, il messaggio che le segnalava il sequestro del conto corrente, poi la telefonata del finto maresciallo che le ha chiesto di prelevare una somma di denaro necessaria per sbloccare il conto. I truffatori, utilizzando sofisticate applicazioni scaricabili da internet, avevano persino fatto apparire sul telefono della vittima il numero della stazione dei carabinieri di Brolo, cercando di rendere più credibile il raggiro, ma la signora non c'è cascata. I carabinieri, gli appartenenti alle altre forze di polizia non chiedono mai soldi, questo è un dato che deve essere sempre ricordato, quindi se ricevete delle telefonate da parte di sedicenti marescialli dei carabinieri che vi chiedono dei soldi, che chiedono appunto trasferimenti da conti bancari ad altri, ecco, non fate mai nulla. Breve pausa, ci vediamo tra poco. Più sicurezza con la collaborazione di tutti, il bilancio di fine anno del questore di Catania, Giuseppe Bellassai. Ascoltiamolo. Noi abbiamo consapevolezza assoluta dell'importanza del nostro ruolo e della assoluta responsabilità della nostra organizzazione, della Polizia di Stato, nel fare sicurezza. Questo è il nostro compito. Ma sappiamo che in una società come quella attuale fare sicurezza significa collaborare tutti indistintamente all'obiettivo e questo quindi richiede, fare sicurezza quindi richiede una partecipazione convinta da parte di ogni cittadino. Sappiamo che il cittadino per collaborare in questo senso però deve avere assoluta fiducia in noi e il lavoro che abbiamo fatto quest'anno è volto in particolar modo a riuscire a catturare la fiducia di tutta la cittadinanza.
E il questore di Catania, Giuseppe Bellassai, sarà ospite di Lorena Dolci nella nostra trasmissione Focus per fare il bilancio di un anno di attività, a partire dai controlli in città per garantire maggiore sicurezza agli ultimi blitz antimafia che hanno decapitato i nuovi vertici del clan. In onda alle 14.30 dopo il TGE, in streaming sul sito lasiciliaweb.it. I messaggi al 342 7455 005. E a Catania nasce il portale del cittadino. È stato presentato un servizio informatizzato per andare incontro ai contribuenti che possono così più facilmente pagare la Tari e l'IMU. Tonino De Mana. Avvisi di pagamento, informazioni personali sulle posizioni tributarie, scadenze Tari ed IMU. Tutto a portata di mano e soprattutto in un clic. A Catania, sede dello sportello per il contribuente del concessionario Municipia SPA e alla presenza del sindaco Trantino e degli assessori Marletta e Parisi, è stato presentato il portale del cittadino, uno spazio digitale polifunzionale al servizio dei contribuenti. Una grande opportunità per i cittadini di poter interagire con l'amministrazione comodamente da casa. Oggi si potrà attraverso Catania Semplice entrare, cliccare sul link portale del cittadino e verificare la propria posizione nei confronti dell'amministrazione in ordine ai tributi della Tari e dell'IMU. Abbiamo visto sempre tanti cittadini che affollano Palazzo dei Chierici, così con un click sarà più semplice. Esatto, l'intenzione dell'amministrazione è proprio questa, quella di agevolare il cittadino, soprattutto le persone che hanno difficoltà a raggiungere Piazza Duomo o a raggiungere, ripeto, Piazza della Repubblica, ma lo si potrà fare comodamente da casa. In questo modo la Tari sarà più semplice da pagare e quindi ci sarà meno evasione? Noi ci auguriamo che l'evasione non ci sia e ci auguriamo che questo strumento potrà aiutare coloro che magari vogliono pagare e hanno avuto difficoltà e quindi riusciranno a pagare anche tempestivamente. Tramite il portale argo.comune.catania.it si possono effettuare pagamenti online, presentare istanze di rateizzazione e di accesso agli atti. Geolier e poi Annalisa e Fabio Rovazzi. Si arricchisce la lista dei probabili big presenti in Piazza Duomo a Catania nella diretta del Capodanno Mediaset. Desiree Ferlito. Gigi D'Alessio e Geolier tra i primi nomi che trapelano dalla lista dei grandi big della musica italiana, che il 31 dicembre animeranno a Piazza Duomo a Catania in diretta nazionale. L'ufficialità arriverà solo nel primo pomeriggio, quando l'azienda diffonderà un comunicato ufficiale, ma i primi nomi circolavano già da diversi giorni. Ad infiammare la piazza d'Uliocciu anche Umberto Tozzi, Annalisa, Emma Marrone e diversi volti noti del talent show Amici di Maria De Filippi, protagonisti delle ultime edizioni trasmesse su Canale 5. Confermatissima la conduzione di Federica Panicucci, che incanterà il pubblico con diversi cambi d'abito sino alla mezzanotte. E poi anche il nome di Fabio Rovazzi, pronto a esibirsi dal vivo con le sue hit e a co-condurre alcuni segmenti dello show con la Panicucci. Tra i big anche gli intramontabili ricchi e poveri. Bene, altra pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, dati di fine anno e bilanci di fine anno per il Catania, non solo economici ma anche per quelli che riguardano i dati sul campo. Intanto al Massimino domenica arriva il Sorrento. Marco Carli. Da un bilancio all'altro, da quello economico a quello del campo. Il bilancio consuntivo della stagione 23-24 chiarisce ulteriormente la situazione in casa Catania. 17 milioni nella voce uscite, 6,3 in quella delle entrate, perdita di 10,7 milioni. Dati e numeri che inducono a riflessioni. Si parla spesso di quanto abbia speso Pelligre ed è evidente che le mani al portafoglio sono state messe. Il punto è come sono stati spesi i soldi e il passivo testimonia gli errori. L'altra riflessione sono i più di 6 milioni di entrate, dato abnorme per la Serie C che potrebbe rappresentare un cuscinetto importantissimo che sarebbe determinante per la vita di molte società della terza serie. La ricerca della sostenibilità poi, un punto nodale di tutti i club che è normale venga perseguito, ma che dipende anche se non soprattutto da impianti e strutture. Pelligre ha annunciato la sua presenza per la partita con il Sorrento, chissà se l'occasione sarà sfruttata anche per tornare su investimenti e programmazione, prospettive anche per la prima squadra, perché è ovvio che la salute economica della
società ha un peso sulle scelte della dirigenza, soprattutto considerando i 5 esuberi, ma a gennaio qualcosa andrà fatto in un modo o nell'altro. Alla squadra il compito di regalare un Natale meno amaro, con Castellini e Inglese che vogliono tornare a dare il loro contributo dall'inizio, con Farroni pronto all'esordio, con un Sorrento che viene da 2 sconfitte consecutive, ma che finora ha fatto un buon campionato, con i tifosi che guardano i bilanci sperando che prima o poi si incrocino anche con i sogni di un futuro migliore. Il Trapani vince ad Arezzo e vola in semifinale di Coppa Italia. Decide un gol del solito Facundo Lescano. Franco Cammarasano. Secondo Lescano è sempre lui a decidere le partite del Trapani e stavolta un suo gol a 2 minuti dal termine fa volare la squadra granata in semifinale di Coppa Italia, dove affronterà una tra Rimini, Giana Erminio e Caldiero Terme. L'avversaria verrà fuori da un sorteggio che si terrà venerdì presso la sede della Lega Pro. Ieri sera in Toscana, in gara unica, la sfida nei quarti con l'Arezzo tra le migliori del girone B. Primo tempo con poche emozioni, dopo una conclusione al 27esimo di Lescano, bloccata dal portiere Borra, e l'Arezzo al 29esimo a sferrare il vantaggio con un tiro di Tavernelli che colpisce il palo. Nella ripresa occasioni per entrambe le squadre, al 59esimo Ciotti impegna con un gran tiro Borra, l'Arezzo risponde 2 minuti dopo con Pattarello, ma Uicai è bravo a respingere. Al 70esimo Trapani vicino al gol sugli sviluppi di una punizione, ma Borra salva sulla linea su Malomo. All'88esimo però, su un angolo di Benedetti, mischia in aria e Lescano ci mette la zampata vincente. È tutto, ci fermiamo qui e grazie per averci seguito, buon pomeriggio.